Ciao Fioi! Ciao! Oggi siamo nei Colli Euganei e precisamente nel comune di Baone. C'è questa piazzetta fighissima, piena di tigli, che sembrano usciti quasi da un videogame, tutti tagliati in questo modo particolare. I Colli Euganei spaccano, si mangia bene in queste parti, in questa zona. Sono zone in cui si produce vino, in cui ci sono anche ulivi, uliveti vari, aziende agricole, insomma è pieno di posti interessanti. E noi andremo precisamente alla trattoria ai Tre Camini. Molto curiosi. Siamo molto curiosi, non l'abbiamo mai provata. E sì, l'abbiamo proprio scelta così, da Google ci ispirava e ci ispirava il menù, quindi vogliamo provarlo. Andiamo. Questo posto dal centro di Baone è a circa 7-8 minuti, però sono 7-8 minuti belli ripidi e di una stradina super infrattata. Beh, allora noi siamo venuti qua 10 anni fa, che come paesino lo conoscevamo già, però come tanti vieni su a mangiare e non ti accorgi di tutto quello che c'è intorno. C'è questo cannolino di pasta sfoglia che deve essere buono. Molto delicata. Voglio provare di questo che è molto carino visivamente. Sembra una salsa al pistacchio, tipo. Il colore sì. Buona consistenza agli asparagi, molto asparagiosa. Bello asparagoso, sì. Concordo. Dici che l'experience è quel salume? Sì, in realtà anche il prosciutto è abbastanza dolce, cioè non è uno di quei prosciutti molto salati, però c'è un gioco, dai. Fighi proprio, infatti ho detto non li mollo più, nel senso che cambio e ripieno, ma il cannoncino è una bomba, cioè è troppo sfizioso. E io mi annoio con la carne, cioè io trovo soddisfazione con gli antipastini, a creare un primo diverso. Okay. Seguiamo parecchio la stagione, sì, con i prodotti. Allora partiamo con questo fris ed è una bruschettina con asiago e salame di cinghiale. Buona? Ora noi siamo invasi dai cinghiali, però questi sono prodotti che vengono dall'Abruzzo. Qua non trovo un salumificio che lavora il cinghiale come nell'Abruzzo. Sì. Ok, però ci tenete ad avercelo nel menù perché vi piace? Sì, perché comunque come il capriolo, i cinghiali, il fagiano sono animali della zona. Molto sfizioso questo, Un ottimo inizio. Andiamo avanti con questa soppressina. Dai. Un po' profumo. Molto valida. Qua forchetta e coltello addirittura. Voglio rompere la metà. Affetta l'affettato. Molto sofisticata io. Affetta l'affettato. Gustosissimo. Diciamo che il mio tris era molto più carico rispetto al tuo. Sì. Perché sia il cannoncino che il prosciutto erano belli dolci, invece questo era tutto bello strong. Schizzato perché è schiacciato con le mani quando lo lavori, per quello che prende quel nome lì. Ci sta. Facciamo la prima impressione di questi bigoli che sembrano molto belli. Un buon bigoletto ben cotto. Ok, il porcino è un buon porcino, forse un po' troppo cotto, ma vabbè dai, ci sta. Cose mie queste, non errori. Ah, c'è proprio un ragù invece di faraona. È proprio fatta a ragù. Si vede anche la carotina, quindi è proprio una faraona fatta come in un ragù bianco, ecco. Ero nel dubbio se sarebbe stata tipo una faraona in umido col bigolo, invece è proprio un ragù di faraona.
un po' too much forse. Sono buoni, vuol dire che è sinonimo di bontà. Comunque da notare una cosa su cui io sono un po' intransigente: il bigolo è stato ben mantecato, che per me è sempre fondamentale, c'ha una bella cremosità e tutto il ragù è stato diciamo passato in padella nella maniera giusta. Altra cosa, i porcini si trovano nei Colli Euganei, non in questo periodo, dai, insomma adesso è un po' presto, però verso settembre dovrebbero trovarsi, insomma. Chiedo conferma però al mio amico Marco Falciano, grande esperto di funghi. Grande Marco. Ecco, anche questa non la facciamo noi facciamo i bigoli e le tagliatelle, le fettuccine, mentre qui i tagliolini lì li prendo dal Trentino. Ok. In Trentino c'è un pastificio che lavora l'aglio orsino, anche perché loro hanno una continuità. Ha un profumo molto buono, che è l'aglio orsino, molto molto delicato, molto buono. E poi ha gli asparagi bianchi che secondo me sono azzeccatissimi perché fanno il contrasto con la pasta. Sentiamo. Una pasta molto molto delicata, molto primaverile, sta un botto. È buono, no? Tutto fresh, ci sta. Allora, cominciamo con questi arrosticini. Vabbè, piatto che tutti conoscono, non sicuramente originario del Veneto, ecco, però che ce frega, che ce importano. Beh, cotto bene, bello. Oh no! Intanto teniamo d'occhio quello strano animale che si aggira dietro Debbie, che non salti sopra un arrosticino. Speriamo bene. Aiuto! Vabbè, al limite guadagneremo dei followers grazie al salto di un mega grillo sul nostro tavolo. Buono, molto buono, tenero, ben cotto, si sente il gusto un po' che mi ricorda il latte, non so perché, però sì, è una cosa che ho sempre pensato. Assaggio questo arrosticino. Si sta rigirando qua. Poi fa degli strani versi con le mani, sta tipo ballando. Forse cucinandolo un po' di più magari sarebbe andato giù un po' di grassetto. Però dai, la cottura è giusta, non è che siano crudi, ecco. No, buoni, il gusto c'è. A grill. E dolce cosa hai mangiato? Ho mangiato la panna cotta. Allo Esatto. zafferano, che lo coltivano proprio qui. Ok, proviamo questo dolce. Questa panna cotta allo zafferano. Di qui, di Baone ha detto. Sì, no, di Calaone proprio, di qua proprio. Ok, pazzesco. E qualcosa d'arancia e arancia. Sì, credo sciroppo. C'è tutto uno sciroppino, sì. Che giallo. Bello. Buono, molto fresca. Vedi, ci sta proprio bene lo zafferano. Buono. Mi piace. Però un tipo 15 anni che non prendevo una panna cotta. Anch'io. Un giorno mi sono inventata, ho detto, sono andata a fare un giretto per questo bosco che è il Monte Cero e c'era pieno di muschio. Allora ho detto che bello sarebbe se i bambini potessero raccogliere il muschio per fare il presepe, e quello è stato un po' l'inizio delle mie passeggiate. Dopo ho incominciato a muovermi da qua e quindi a girare un po' i colli e a capire che ogni colle ha la sua storia, ogni colle ha la sua vegetazione. Ed è bello, tipo non so, vado nel Monte Cicilia in primavera perché c'è la fioritura delle ginestre, oppure vado nel Vendevolo in autunno perché è pieno di corbessolo, ma cercavo sempre di associare la passeggiata a qualcosa che fosse inerente alla cucina, e così ho fatto.
Per la chiusura di questo video ci siamo fatti 2 passi digestivi ad Arco a Petrarca, che è stata la cittadina dove ha passato i suoi ultimi anni, il poeta Petrarca. Sì, c'è anche la sua tomba, ma attualmente è tipo, come si dice, il restauro. Ecco, È il restauro. quindi- Abbiamo fatto un giro alla casa, molto carina, si può entrarci pagando, mi sembra, 5 euro. Noi ci torneremo più avanti perché fa un caldo terribile, stiamo È morendo. invivibile in questo momento. Tiriamo un po' le somme. Allora, partiamo dal conto? Cosa dici? Sì, allora, lo scontrino ce l'ho in borsa, ma abbiamo pagato tipo 86 e qualche centesimo. Quindi direi nella Nella media linea, di linea. tutte le osterie In che linea. abbiamo provato. Sì, abbiamo preso 2 calici, 2 antipasti, 2 primi e un secondo condiviso, quindi dai. E il dolce. E il dolce. E il vero. caffè. E il caffè, sì. Sì, si è mangiato, dai, diciamo. Sì, sì, sì. Il posto ci è piaciuto, è in una posizione fighissima, questo paesino in mezzo ai boschi delle colline, insomma, qui dei Colli Euganei. Il menù era originale, che è anche quello che ci ha detto che è l'idea della titolare, insomma, e quindi l'obiettivo centrato. Partiamo dall'antipasto. Il cannolo ripieno di crema di asparagi mi è sembrato un'ottima idea e l'abbinamento con il prosciutto crudo lo ha reso sfizioso. I bigoli erano ottimi, era la prima volta che provavo il ragù di Faraona. Forse il porcino poteva essere un po' più croccante, magari con una cottura separata per dare un po' di contrasto, ma il bigolo al ragù avrebbe funzionato benissimo anche senza. Buoni anche gli arrosticini, cotti alla perfezione e con il gusto deciso di pecora come piace a me. Io parto dal dolce, il mio piatto preferito di tutto il pranzo. Lo zafferano di Calaone ha davvero dato una spinta alla panna cotta, che sinceramente è un dolce che ho smesso di mangiare a 10 anni. Ottimo l'abbinamento con l'arancia. Un'altra coppiata vincente è sicuramente stata quella tra l'aglio rossino e gli asparagi bianchi. Le linguine che ho provato erano proprio un piatto piacevole e fresco, perfetto per la primavera e l'estate. L'antipasto era molto gustoso. Chissà dove andremo la prossima volta. Nel dubbio seguiteci, così vedrete con i vostri occhi, ecco, cosa faremo vedere, quale sarà il prossimo posto. E nel frattempo Consigliateceli, come sempre nei commenti, consigliateci noi i posti in cui andare. ci vediamo al prossimo video. Ciao!